Salve amici, con questo video avrete la possibilità di vedere una iniziativa che per noi è il cuore di tutta la nostra attività. Il gruppo folcloristico Buontemponi, lo conoscete, facciamo spettacoli durante l'anno, ma non solo spettacoli, facciamo anche tante iniziative legate alla solidarietà, alle malattie genetiche e tumorali, come ad esempio la sfilata canora dei Babbi Natale per le vie del paese e dei paesi vicini. Serata d'onore questa è la 28ª, l'ultima nell'ordine del tempo. Musica, folklore, ospiti, ma soprattutto tanta solidarietà. Buona visione. Confasibili la gente una volta, con tutto che lavorare, aver anche la voglia di cantare. Eppure allora in campagna era tutto un coro. Chi fosse drio sapare o vendemare, tirar la canoa o spiegare, mai smetteva di cantare. Intonava una ose solitaria e tutto un coro assentivi per l'aria. Con l'anda del cantare, forse, a chi era manco fatica a lavorare. Assessore, bisogna che buttegna sui muri per far serata d'onore a Spalmino, andare avanti sì. E speriamo che qualcuno sta a casa, perché di sindaci che è in ritardo, dov'è che mettiamo, taccheremo la praria, come salami, adesso un po', siamo di moda. Ma a proposito, parlavano dei corni e dei discorsi, Mirella, con tua Maria, Maurizio, e mi ha detto che ti diventa musulmana adesso. Ciao, quando chi sa marità andava in camera da letto e la diceva uddio, uddio. Adesso arriva so e scava so, la. Maurizio. E poi bisogna che sveligna ste robe, perché bisogna, Don Massimo, bisogna dire sempre la verità, sennò va a finire all'inferno. Alla contiamo anche questa, perché Maurizio, guarda, intanto guarda che quanto grande che è. E che dice a sua moglie, la mia dolce metà, per forza, metà e metà fa un cristiano intero. Esatto, però prima di conoscere la Mirella l'ha fatto il soldato. E allora Maurizio, prima esperienza sessuale, oddio mamma.
E allora, sa, il Vadrento se pagava 50.000 franchi, erano già tanti 50.000, più o meno. E allora, gattinamente la scena, verso la camera, letto, vodo. Una carrega con un occhio di sopra. Allora, intacca a guardarsi, lui l'occhio, no? Ah, gattinmente, che pipio che aveva l'occhio. E insomma, sa, la paga per quello, la sua prima esperienza sessuale, sotto che sappia lui, ciappa l'occhio e droppa l'occhio. Dopo 15 giorni non l'è convinto, Maurizio. Allora, che diciamo anche a da nuovo. Mamma, quante verità che tocca contare. E allora, sa, il Vadrento, il Vazzora, il paga, e vede di omni che spiona in il buso del muro, tutti là che spiona. E allora si mette a spionare anche a lui, Maurizio. Ciò dice contro quel vicino. Ma che donne che sbasa. E il dice la tenda anche bene. Pensa che la settimana passata era uno con un occhio. Maurizio! La bella la va al fosso. La bella la va al fosso. Intanto che la lava, intanto che la lava, le cascalate, sì, le cascalate. E poi si mise a piangere, e poi si mise a piangere, ha vinto il pescato, sì, ha vinto il pescato. Oh bella perché piangi? Sulle montagne, andrei sulle montagne insieme a far l'amore, sì, insieme a far l'amore. Chi stasera tra le autorità, che ho muccio di avvocati, la Valeria Targa, l'Angela Zambelli, e dopo tra i sindaci chi è di avvocato? Aspetta che guarda bene. Ti Marco, io sono avvocato, ti è laureato, ma non mi ricordo più cosa ti. Ah, sì, le mina. E allora è proprio una roba per loro, perché se presenta questa qui, la Viera da Ponteccio, la dice voglio dividermi da me marì. Come dividersi da suo marì? Eh sì, la dice, perché tutte le volte che vado in netto, è il molla di chi ventru, una sposa, mi non posso più tutte le... La dice sta avvocatessa, ma bella, te può minare, che voglio le prove? Eccoli qua, la dice. È una fotografia di una camera da letto, la guarda bene. Ma mi vedo una camera da letto, i tappeti, comodini, la guarda bene, vede l'altro? No, la guarda Gesù Cristo con Clemesso. Quella è la prova, la dice. Te pareva da petorassa e arriva il gobo? Eccola. Don Massimo porta pazienza, sa lei è contagiosa, ma è meglio essere contagiosi da ridere, è vera? Oh, là, adesivino, che te le chiara prima ringraziavino.
E mercoledì siamo stati a Vicenza in studio, e cioè, allora a parte Ela, mia vegno e le dice, no, gli ho fatto vedere, io ho visto qualcuno per televisione, su Telechiara, un'ora, rialza tutti la mano, vedo. E allora arriva Ela, e dopo arriva questa, e dopo l'altra dov'è? La Tlacchi? E allora arriviamo davanti al studio, a Vicenza, mando avanti loro, e dice, guarda, la signorina è venuta verso nella porta, appena chi ne ha visto, in ha conoscesto, arriviamo sulla porta, la signorina dice, dell'là che mi ha da dar carità stamattina, la dice, oh signor benedetto, a parlavino di maridarsi, cosa io li capisco, caro? Ma, beh, finché casca scaranin, neanche male, insomma. Sa, a una certa età è successo in cadre ricovero in Arian e si innamora, che era poco che era Drento, è vero, anche questa. E bisogna maridarsi. E lui dice, lui contro ella, vieni che domani mattina andiamo in farmacia. Farmacia? Va bene, andiamo. Arriva e dice, buongiorno. Ghio Pannolini? Sì, la dice, finché il voglia, di qui assorbenti, di qui in lana, di qui... Sì, di tutte le sorti. Va bene, dice, Ghio pappagai? Sì, dice lui, in plexigas, e qui in alluminio lesiero, padeli? Sì, guarda tutte le misure. Ecco, bella, chi ha fatto la lista di nozze? E adesso portiamo un ballo che si faceva sull'ara al momento della ganzella, quando che il parone tagliava il salame, pan biscotto, più pan biscotto che salame, e vin, si cantava e si ballava fino alla mattina con sta canzone e sto ballo. I Bontemponi, gruppo folcloristico di Bottrighe dal 65.
per le strade del nostro vecchio Polesine girava un personaggio vestito in modo strambo con pesse incolorì, una bretta coi fiori in testa e il torototava de qua e de là in cerca de carità, contando fole, discorsi, pettegolissi, in cambio de un'ombra de vin, un poco de salamin, un fia de legna per scaldarsi. Sto personaggio i che domandava: ma da dove viento? Avegno dall'Adlada Po. Ma quando cagliera l'Adlada Po, i che domandava: da dove viento? Dall'Adlada Po. E così nessuno i sapeva da dove veniva. Le 3 giorni che cammino per venirla a ritrovar. Sono il toro, toro, totela, sono il toro, toro, totà. Sono il toro, toro, totela, sono il toro, toro, totà. O parona me fago avanti per venirghe a domandar. Sono il toro, toro, totela, si domanda la carità. Sono il toro, toro, totela, che domanda la carità. La ruma in la cardenza che qualcosa la catarà. Sono il toro, toro, totela, che qualcosa la vedarà. Sono il toro, toro, totela, che qualcosa la vedarà. La varda in del cardensin e la medaga un salamin. Sono il toro, toro, totela, se di lungo taglia a metà. Sono il toro, toro, totela, se di lungo taglia a metà. Me piace la polentina, specialmente col baccalà. La me piace tanto tanto, toro, totela, toro, totà. La me piace tanto tanto, toro, totela, toro, totà. O polenta o pur patate, la medaga in del sacchettin. Sono il toro, toro, totela, la sacchetta ho preparata. Sono il toro, toro, totela, la sacchetta ho preparata. La ringrazio tanto tanto che in antrano mi vegno ancor. Sono il toro, toro, totela, sono il toro, toro, totà. Sono il toro, toro, totela, sono il toro, toro, totà. A me torno al mio paese che se catta l'Adlada Po. Sono il toro, toro, totela, che se canta la po'. Sono il toro, toro, totela, che se canta la po'. Sono il toro, toro, totela, che se canta la po'. Sono il toro, toro, totela, che se canta la po'. Tecnico, ho perso il microfono cambiandomi. Provo questo, mi sentivo. Verde, oh là. Allora adesivino tutti sti problemi, sta gente, questo chi caga male in ti snocci, male in un fianco, e dice, ma quale spendere sky? Va dal dottor Piccinelli. Piccinelli dov'è? Lui sì, e dice, sta vicino a Petorassa, dice, va, lui basta che te guarda in ti occhi. E va là, oh guarda, te da quel cavolo.
5 euro, 6 euro, lui è contento. E va, aspetta che guarda questo occhio, dice. Che mucho polistirolo qui dentro, dice. Ma che anche diabete. Dice, guarda chi che lavoro, anche la Teresina che qui dentro. E torna là sa pur star lissa, perché se sto occhio qui, ma che tutte queste robe che è vero. Figurati sull'altro, dice. Aveva messo il capello, la pressia. Va bene, adesso finisce la prima parte, dopo che la seconda, ma prima che la cerimonia, mi sono preparato una roba qui da contarvi per sta canzone che presentiamo per la prima volta. Allora, l'ho scritta, non so poeta, non so, uno che scrive, ma no poeta, però una volta ho partecipato io un po' a un concorso e questa qui gli era un pensiero, i miei ricordi. Arsene caro, a Soffiolo da Toradisa, sono nato qui, vicino a te. Quante corse da butei su esò da Crespaline, dalla mattina alla sera di stai d'inverno. Sole, vento, piova, niente ne nieva, in cerca de sparpaioli ma caunco i querci dei fustin, le sbrissà sul giasso con le portelle di fornei, le capanne sugli alberi, i primi basi con le ragazzine, guardando il sole, una balla a fuoco che si indromsava sopra l'acqua del Po. Arsene caro, te manchi da bon, adesso che so cresciuto, adesso che un po' più, ma in sto cuore resta un ragazzino, a gioco ancora con te, Arsene caro, la mia gioventù. E allora Luca Giacomello, che lui si pensa sempre, viene su sempre con che ci fare gli applausi, vieni qua con altri, lui fa le sfilate, fa i spettacoli itineranti, però i spettacoli intieri lui si gode, capisce, poi la palanca senza far niente lui. Grande Luca Giacomello. Sapevi che l'anno dei 365 giorni è dal 1 gennaio al 31 dicembre, per altri stasera è come l'ultimo dell'anno, perché con serata d'onore partiamo domani mattina col nuovo anno, perché questa serata qui avremo da fare il nostro pensiero di Capodanno a qualcuno. Ma prima di questo un ringraziamento a tutti gli altri e allora i nostri musicisti, alle fisarmoniche Giovanni Pezzolato, Mariangela Borella, originaria la mamma di Mazzorno Sinistro, cugina del nostro indimenticabile componente Mece, e Savio è la suona da sempre e tutti i giorni la suona dappertutto e la sta a Gongorzola in provincia di Milano. Però Mariangela, che dobbiamo andare a cantare là, Mariangela e lei, insomma, Marie Franco, e parte e raggiunge anche a Pavia l'anno scorso il Festival del Folklore, insomma, dove chi vuole gli è buon temponi e ne toglie dappertutto. Grazie Mariangela e Franco. Grazie al nostro veterano Sergio, è il più antico dei musicisti alle chitarre, e ai fiati Renato Casellato. E adesso è il momento di incoronare la madrina di questa serata. Ogni anno una donna nelle istituzioni. Quest'anno è toccato al comune di Badia Polesine e abbiamo il piacere di avere madrina l'avvocato Valeria Targa. Ciao madrina. Assessore alla cultura, istruzione e servizi sociali.
E prima di lasciarti la parola, ti dobbiamo dare il distintivo di Buontemponi onorario. Ecco Mirella, la nostra direttrice, che te lo appende. Attenta anche al moroso lì che ne guarda, a parte che tiene una donna. Un omaggio floreale, eccola qua. Attestato di riconoscimento rilasciato all'avvocato dottoressa Valeria Targa, assessore alla cultura della città di Badia Polesine, per la preziosa presenza in qualità di madrina della 28ª serata d'onore, quale testimone delle iniziative di solidarietà promosse dal gruppo folcloristico Buontemponi in favore dello studio delle malattie genetiche, tumorali e sociali organizzate in Bottrighe, 13 aprile 2019. Ed ancora l'ultimo nostro CD Cantando sull'Ara e un libro prezioso stampato da poco nella scia delle rondini, fa parte della nostra storia, parla della nostra storia e qui c'è l'autore Nerino Albieri e il ricavato di questo libro è sempre dato a favore della scuola materna. Questa sera l'ha voluto donare personalmente a te e quindi grazie Nerino, nella scia delle rondini, la nostra storia. Va bene, allora sapete che facciamo Babbo Natale per le vie di Bottrighe, non solo, da 5 anni lo facciamo anche a Canalnovo e Villanova Marchesana. Abbiamo anche il sindaco di Canalnovo, insieme al sindaco Rigotto e di dalla Sala Mallo, sì, voglio vedere tutte le cartelle elettorali dopo, sottacciappa voti. E Riccardo, l'ingegnere Riccardo Rigotto è una persona speciale, tutte le volte arriviamo nel suo paese, lui per primo si mette a suonare i campanelli e devo dire abbiamo un'accoglienza bellissima perché la gente di Villanova si è ormai abituata e ci aspetta già sulla strada, ormai è una tradizione, speriamo di mantenerla, guarda che ci prenotiamo anche per quest'anno. Sindaco, non sindaco che sei, ormai sei dei nostri, sei anche onorario quindi. Poi abbiamo fatto 2 cene presso l'agriturismo e la salute dove il ricavato, l'utile l'abbiamo messo nella stessa musina, 2 spettacoli dedicati alle malattie genetiche a Villanova Marchesana e a Chioggia, poi c'è un contributo che arriva 2 o 3 volte all'anno da una signora che è nostra amica, non vuole che si sappia il nome, ogni tanto dà il suo contributo e va sempre nella stessa musina. Quest'anno i contributi si sono arricchiti perché siamo stati a cantare a Pettorazza alla festa della Madonna delle Grazie e dall'utile della festa hanno deciso di darci un contributo e lo ha deciso il parroco, mi pare giusto? Sindaco, è il parroco Don Lorenzo Carnovic insieme al comitato. Ci hanno chiamato, è stata una bellissima sorpresa e è arrivato il contributo anche da loro. Non solo, un giorno la moglie del sindaco ci chiama, facciamo una pizza in compagnia in 2 o 3 che vi devo dire una cosa. Il giorno della Befana Valentina Cecchetto si è vestita, ma devi stare anche a vestirsi, sì, non è che... si è vestita da Befana e ha consegnato la calza ai bambini e ha raccolto su qualcosina e durante la cena ha parlato col parroco, che facciamo? Gli diamo i buontemponi da dare in beneficenza e quindi noi vi dobbiamo dire tante grazie perché il risultato di questa raccolta è di 5.619,97, quindi grazie a tutti voi, grazie. E allora consegniamo il primo assegno, madrina, passa alla madrina, eccolo qua. Vuoi subito ringraziare prima di dare? Allora diamo la parola alla nostra madrina. Buonasera a tutti. Preferisco ringraziare perché dopo, insomma, giustamente dobbiamo dare spazio a chi riceverà questi contributi.
Io ringrazio perché, devo dire la verità, qualche mese fa, quando mi è arrivata la richiesta, mi sono detta, si saranno sbagliati, dico sinceramente. Poi invece ci siamo sentiti, sono stata veramente entusiasta perché ho avuto modo di conoscere una realtà che personalmente, essendo un po' lontana dalle mie zone, non mi era nota. E il feeling è nato subito perché il 13 di luglio sarete nostri ospiti a Badia Polesine all'interno dell'abbazia della Vangadizza, e chi non l'ha ancora vista lo invito a venire a vederla perché ne vale veramente la pena, e all'interno della rassegna Appuntamenti in Corte promossa da Bancadria. Quindi direi che questo incontro è stato veramente positivo, sì, decisamente. Vi faccio i complimenti per quello che fate, perché da un lato voi portate avanti la tradizione popolare e non è scontato, e dall'altro la finalità benefica, quindi l'investire il proprio tempo con un obiettivo che va al di là di noi ma per gli altri, quindi questo è proprio lodevole. E poi vi chiederei, perché lui ha ringraziato tutti ma nessuno ha ringraziato lui, io vi chiederei un applauso per Roberto. Pertanto per me è un piacere essere qui con voi e grazie veramente di nuovo dell'invito, e direi, siccome abbiamo il minuto televisivo, mi ha detto non dovete parlare troppo, proseguiamo con la consegna delle buste. Quindi inviterei il presidente dell'associazione Down Daddy Adria, Leonardo Peretto, con il dottor Francesco Merlo. Vieni, poi parlano. Grazie. Come associazione Down Daddy ringraziamo i Buontemponi per il lavoro che hanno fatto, perché questo è futuro, nel senso che noi ci occupiamo di ragazzi con disabilità che cercano di costruirsi un futuro in autonomia e li guidiamo in questo percorso, quindi in questa busta c'è del futuro, quindi è tanta roba. Grazie. Chiamiamo l'associazione Parent Project di Roma, il delegato provinciale è Silvano Prando insieme alla moglie. E qui abbiamo amici di Pettorazza, Romina e Jacopo, che ha 10 anni, e siamo stati anche a Pettorazza da loro, e quindi è un momento per noi molto bello perché si uniscono tante iniziative. Abbiamo conosciuto questa malattia, questa patologia attraverso la famiglia del sindaco Gianluca Bernardinello, di cui Valentina è un'instancabile promotrice, organizzatrice. Quando arriva Natale compriamo i panettoni in diversi di noi, quindi ci ha fatto conoscere la Daushine. Ecco. Grazie davvero di cuore per quello che fate, per noi è importantissimo il vostro contributo, e devo dire adesso mentre parlavi, sì, la malattia dei nostri figli ci fa vivere però esperienze veramente, cioè se non era per loro, non conoscevo Romina, non conoscevo loro e tante altre persone che come voi si prodigano per aiutarci. La nostra associazione è un'associazione di genitori di bambini appunto affetti dalla distrofia muscolare di Duchenne, che è la forma più grave perché colpisce i bambini fin dai primi anni di vita e causa il progressivo indebolimento di tutti i muscoli del corpo. Per noi è una lotta contro il tempo, e l'associazione si adopera dal 96 proprio per garantire le migliori qualità di vita per i nostri ragazzi che sono limitati dal punto di vista fisico ma hanno grandi capacità. Molto spesso sono loro che ci danno la forza per andare avanti, e hanno anche loro, come tutti i ragazzi, grandi sogni che volano, quelli sì, volano in alto, e per questo è fondamentale per noi la ricerca, perché per questa malattia non esiste ancora una cura, quindi senza ricerca non c'è cura, quindi questo è fondamentale. Grazie davvero di cuore. Grazie a voi, grazie.
rimane ancora un'associazione, ma prima di questa consegna abbiamo l'ospite di questa serata, quindi invito la madrina ad accomodarsi, poi ti richiamiamo su ancora. Invito voi a lasciare spazio mentre preparano la tastiera. Sapete che abbiamo tanti gemellaggi in giro per l'Italia. Da un po' di anni abbiamo ospitato il coro della comunità montana dell'Oltrepo Pavese di Varzi. Abbiamo voluto cambiare, abbiamo voluto portare qualcosa di diverso, ritorneranno anche i nostri gemelli, ma questa sera io vi presento un personaggio che ha una grande voce, una delle più belle voci del nostro territorio. È adriese ed è Simonetta Casellato. Lasciate passare, eccola qua, Carla Bizzarro, ma poi... Eccola qua, Simonetta Casellato. Quando le ho chiesto, Simonetta, verresti a farci 2 o 3 canzoni del tuo repertorio, subito ha detto sì, per la stima che nutro per voi, per l'amicizia che abbiamo, e quindi è un onore avervi qui. Avervi perché ti accompagna un'altrettanto grande amica. Simonetta Casellato è stata allieva dei conservatori di Adria e Verona, ha perfezionato gli studi con il noto soprano Rina Malatrasi, ha cantato nel coro dell'Arena di Verona, ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali ottenendo qualificazioni notevoli, molteplici successi ottenuti in concerti lirici, opere, operette nei grandi teatri italiani ed esteri. A Chianciano le è stato conferito l'Oscar del successo. Nel 2014 un prestigioso riconoscimento della sua città di Adria ha ricevuto per i 40 anni di carriera lirica. È ricca la sua attività. Qua si capisce quanti anni ho. Vabbè, ma hai iniziato a 10 anni. Quasi, 8. Vedi. La sua attività è ricca concertistica con musica lirica e operette, opera, allargando il suo vasto repertorio. L'accompagna una nostra concittadina, una cara amica, alle tastiere, la professoressa Carla Bizzarro di Bottrighe. Carla è diplomata in pianoforte al Conservatorio Buzzolla di Adria, insegnante di musica alle scuole medie di Taglio di Po e direttore del coro polifonico San Francesco di Bottrighe, corista, solista e collaboratrice del coro femminile Plinius di Bottrighe ed è collaboratore del coretto arcobaleno di Voci. Quando le ho chiesto vieni ad accompagnare Simonetta, non ha esitato, ha detto subito sì, io serata d'onore vengo sempre, quindi questa volta partecipo. Scusate i miei movimenti, ma sono... Un po' bloccata, sì. Ti presenti delle canzoni o presento io? Faccio io? Allora, Soldato innamorato. Simonetta Casellato accompagna Carla Bizzarro. Stai lontana da sto cuore, a te voglio come
voce accompagnata da Carla Bizzarro. Ha portato due pezzi stasera veramente belli e forti, anche questo, io sono innamorato di questa canzone, e quindi per voi Granada. Città del sole e dei fior, il mio canto è l'ultimo addio d'un nostalgico cuor. Canterò la mia canzone gitana. Addio Granada, paesi di mille torelli. Un lampo di spada ti illumina il suon debole. Addio mantiglie e sorrisi di bocche vermiglie. Addio chitarre sognanti, sospiri d'amanti, corride canzon di passion. Addio Granada, addio città dei gitani. Dovunque io vada, per sempre nel cuor mi rimani. Madonna Marina, lenisci la pena di questo mio cuore di zingaro. Addio Granada, romantica, paesi di luce, di sangue e Madonna Marina, lenisci la pena di questo mio cuore di zingaro. Addio Granada, romantica, paesi di luce, di sangue e Grande Simonetta Casellato. Grande voce. Aspetta che vi diamo
un bis, però glielo facciamo fare, è vero? Lo vogliamo il bis? Sì! Però facciamo un altro pezzo, giusto Simonetta? Se mi aiutano? Allora vi dobbiamo dare un piccolo omaggio perché il bis non era programmato e quindi... Grazie ancora per l'invito. Grazie a te. Grazie Carla Bizzaro. Un brano che conoscete tutti e naturalmente voglio il mio aiuto e cantate tutti con me, O Sole Mio. accompagnata da Carla Bizzaro. Grazie. 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 E allora abbiamo ancora un'associazione e poi la nostra scuola. Io invito di nuovo la nostra madrina.
Ci mettiamo, mentre spostano la tastiera, io invito una nuova associazione che conosciamo per la prima volta. Si chiama ABEO, l'Associazione Bambino Emopatico Oncologico di Verona. Si affianca al reparto pediatrico oncoematologico della città di Verona. Abbiamo qui un consigliere con la moglie dell'associazione, il dottor Enrico Buffolo. Questa è la busta e il microfono a voi. Per dire due cose per capire chi siamo. Noi ABEO è l'Associazione Bambino Emopatico Oncologico, è l'associazione di riferimento del reparto di oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Verona. Noi collaboriamo attivamente con il reparto, paghiamo circa 7 stipendi per poter continuare a fare i trapianti di cellule emopoietiche. E oltre a offrire appartamenti per le famiglie, scusate sono emozionato, portate pazienza. Per le famiglie che vengono da lontano noi offriamo gli appartamenti gratuitamente per chi deve fare dei cicli di chemioterapia, durano parecchi mesi, se non anni i protocolli. Vi ringrazio, bellissima serata, ringrazio il presidente dell'organizzazione, Bontemponi, presidente e tutti voi. Grazie all'Associazione ABEO di Verona. Sapete che le scuole materne da molto tempo hanno subito i tagli drastici che ormai ci sono in ogni posto e Bottrighe, sappiamo, lo sappiamo noi, in paese tutti si danno da fare per la scuola materna e anche noi non possiamo scordarci del nostro fiore all'occhiello. È una scuola materna veramente molto bella, molto attiva e quindi invitiamo il nostro parroco Don Massimo Barison e la maestra Giuliana Fantinati in rappresentanza del Consiglio dell'amministrazione dell'Associazione Scuola Materna Paritaria Umberto Maddalena di Bottrighe. Allora, visto che le cose da consegnare, Giuliana, sono due, al parroco diamo l'assegno e a voi, a Giuliana, diamo l'incasso della serata. Siete stati molto generosi. 709 euro, grazie a tutti voi. Congratulazioni vivissime intanto al coro di Bontemponi e poi anche un grazie al comitato di gestione della scuola materna perché in maniera eroica porta avanti un'istituzione importante. Il vostro contributo è sempre ben lieto perché serve continuamente, serve sempre fino all'ultimo momento. Aspettiamo sempre dei fondi per fare qualche lavoretto anche strutturale per quanto riguarda la scuola materna. Quest'inverno quando vi vedevo vagare per le vie del paese dicevo guarda, questa stagione per trovare della gente che fa del volontariato è una cosa veramente bella, lodevole e penso che questa fatica ha trovato il suo approdo per aiutare la scuola materna. È un'istituzione che riguarda tutto il paese che dobbiamo stringere i denti, dobbiamo portarla avanti con tutte le nostre forze, perché è un gioiello per la nostra parrocchia e anche penso per il futuro del nostro paese. Grazie a voi Bontemponi, grazie al comitato e a tutti i cittadini che hanno concorso per fare questo aiuto. Grazie parroco. E sapete, abbiamo un angelo
un angelo che ci sta spronando in continuare con questa bella opera, una persona che rimane viva sempre dentro di noi ed è vero, perché quando noi smettiamo di dimenticarci di una persona è proprio lì che questa persona secondo me muore. Invece Walter Rizzati è stato un esempio, continua a essere un esempio vivo dentro di noi e quindi queste beneficenze vanno proprio alla sua memoria. So che forse c'è la moglie e il figlio, eccoli là. Grazie a Walter Rizzati. Va bene. Beh, ringrazio anch'io per le scuole materna e a nome anche del Presidente e del Segretario che stasera non hanno potuto essere presenti. E diciamo che fin tanto ci sono persone come voi e altri amici del paese che ci aiutano, la scuola andrà avanti. Dopodiché... Grazie a voi volontari della scuola. Va bene. Allora adisivino prima l'argomento dei corni seccata sto carabiniere che gli era da Cerignano, un sindaco. Pensa che una volta un carabiniere, siamo venuti a cantare tanti anni fa a Cerignano, e il maestro Roberto per piacere quando viene a Cerignano non raccontare barzellette sui carabinieri. Pensa. Beh insomma, a che sta ecco, questo chi de Cerignano perché dice sì, io ho l'impressione dice che mia moglie non fa i corni, il poliziotto dice sono sicuro che mia moglie non fa i corni col fornaro? Col fornaro sì, dice, perché ha cato pan dappertutto in casa, dice. E il poliziotto, guarda, ne uno l'ha da fratta polesine lì in mezzo, e dice, per me invece la mia non fa i corni con ortolan, sì, dice, ha verso un cassetto a cato di fnocci, ha verso un altro a cato di pumi, ha verso un altro a cato di melanzane, per me dice, non fa i corni con l'ortolan. E il carabiniere da Cerignano, per me invece non fa i corni con cavallo. Con cavallo? Sì, dice, le sa 3 volte che sotto al letto accato il fantin. Così viene il carabiniere a Butriga un giorno, chiama in caserma e dice, maresciallo, che abbiamo trovato, dice, 3 bombe qua sull'argine. E dice, metteteli in macchina e portateli in caserma. E dice, se ne scoppia una. E dice, dite che ne avete trovato 2. L'altro l'anca lui, e girava per la strada ma solo nel vaso, il catta un specchio, quella cornisa. Ma mi questo è il cognosso, dice. Sì, mi lo già visto questo, dice. Ciò il fa contro il suo collega. Ma ti è il cognosso questo, fammi vedere, dice. Ma va la cretina, non te vedi che somigli, dice. Sti carabinieri. Altri vi ricordate che la nostra terra, il nostro Polesine è terra di tanta immigrazione, con l'alluvione soprattutto gli andatanti a Milano, Torino, noi siamo testimoni che quando andiamo dei polesani comunque è sempre una gran festa, perché gli mai desmenterà la terra dove è nata. Ma un dataio un anno l'ha scritto i Marturei, e che ha dedicato sul tango delle capiniere ti lasciato che ti è da Beinasco. A noi, pensa che sa fin picciacchi i tempi con chi l'ha cantato. E sta canzone qui l'è dedicata che quando chi veniva Zoi ne faceva fuori tutte galline, faraone, perché c'è là, pensate, uno vi sia a casa mia e ha detto nonno, dice io non parto mica, ne, un bello che è più niente da mangiare chi. E dice, più che se spartegna me svò pronto, uè nonno te si bugiardo, ne, te dice che mangiamo tutta che ancora il coniglione. E il coniglione? Coniglione che? Che vegna del bene, gli va a vedere stare che era il musso. E allora, in ricordo del nostro amico Erminio Girardi, che è scomparso da poco, è stato lui l'autore dei Marturei e è stato tra i fondatori del coro Voci del Delta, che stasera è qua in una gran rappresentanza. E guarda, in coincidenza, a ottobre, abbiamo rimesso in piedi questa canzone dei Marturei e stasera ve la presentiamo, anzi, ve la presento. Qua giù nella pianura, terra da pipe da anguriare, arriva il Marturello, con 20 sieganasse e 32 dentiere, la fame trascurata, ancor del 23,
Rudolf fa la foreggiata a tutto quel cagese, a mezzogiorno i fa sparir la faraona e dato che sta fa fuori anche una pitona. Arriva poi la nonna, la zia e le cugine, e sopportare in tola le ultime galline. Assemo fortuna sino alla sa in cantina, un fiacco di bacco e un polastro in naftalina. De 26 capù, 7 occhi, 14 faraone, 14 mussi, agresta solo il claro. Se lui buggiane, amparchi buggia in massa, perché lavora solo, soltanto della NASA. Arminio Girardi. Sì, che tempi, Dicevano prima dei problemi di panza, dei problemi di aria, e insomma, sapevi che è una roba naturale, adesso altri che vengono da Badia, da Verona, insomma, penso che anche là, insomma, se respira, e questo qua, insomma, aveva un lavoro alla sera che sua moglie le dice basta, che non posso più, va a farti vedere dal dottore, mi dico che ti viene fuori le budelle da una volta all'altra per dentro, e insomma un baccan, la faceva di salti e si alti in netto, e insomma niente da fare, e allora la va dal macellaio, le dice per piacere, dice, andare a de budelle boh. E allora alla notte, lui attacca a tronare, baccan, salti sì dal letto, verso le 6 della mattina, la ciappa ste budelle de boh, la che le mette vicino per dentro, la va su, l'attacca a fare i soffatti, alle 8 te tacchi a sentire. Tony, la dice, Maietti, sì! Vivi la sonsa! Avendo fuori tutte le budelle per dentro! Ma tu senti male intanto che andaseva fuori? No, dice, ma rimetta alle dentro sì! Tanto male, tanto! Seccata in Adri, in piazza Castello, le due amiche, il marcaccio, la dice, sa tu che quella miccia che perde il pelo? Vara, ti va lì in Cepara, che è un bravo veterinario, te vedrà, te sistema la miccia, come che te va. Beh, no, dammi il numero, dà il numero 0426 21 e rotti, con canale fa il numero, l'ultimo numero la sbaglia, risponde il biciclettaro Beppe Pelata. A sola Maria la dice, guarda che quella miccia che perde il pelo. Signora le dice, o la pedala più piano o la sbassa la sella. E a proposito, non poteva mancare la Filomena. La Filomena la va al marcare.
Ho sempre freddo, dice sto maresciallo dei carabinieri de Petorassa, ho sempre freddo d'inverno. E fa, voglio che dare il megatto, il che dice uno da Petorassetta, e dice, guarda, è un gatton, e dice, prova a darmelo, e allora se lo porta dopo 15 giorni. E allora il dismaresciallo come l'andà? Ha scavato bene, dico, gli è tutto sgranfegnente al muso. E dice, saria neanche andà male, e dice, ma quando che ho messo il periodo super del Rio, e poi che ho buttato dentro l'acqua di buio, e dice, ma ho attaccato sgranfegnare dappertutto. Restiamo in tema de bestie e non poteva mancare me compare Giacometto. E compare Giacometto, che aveva un bel caretto, quante carte belle becco, che fa proprio innamorare, quante carte belle becco, 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 che fa proprio innamorare, quante carte belle becco, 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 che fa proprio innamorare. Alle 4 del mattino, nel polaro, le galline fanno festa, gorgheggiando con le galline tutte in coro fanno festa per non perdere il suo caro, tanto innamora. Le galline tutte in coro fanno festa per non perdere il suo caro, tanto innamora. A bel giorno la parona, per la festa di invitati, la che tira con il cano, la lo mette a cucinare, la che tira con il cano, la lo mette a cucinare, la che tira con il cano, la lo mette a cucinare. Le galline tutte mate, per la perdita del cano, le carotte in caponaro, dalla rabbia che le cai, le carotto rotto in caponaro, dalla rabbia che le cai, le carotto rotto in caponaro, dalla rabbia che Da 2 anni abbiamo istituito il premio La Colonna. La Colonna è quel lampione che vedete lì fuori qui dalla sala polivalente, a gradoni. Un tempo la gente di Bottrighe era per la gente di Bottrighe un punto di riferimento. Quella colonna lì è stata rifatta, simile, però continua ad essere ricordata come La Colonna. E allora abbiamo avuto l'idea l'anno scorso di promuovere un premio, un riconoscimento ad un nostro concittadino che, anche se non è residente, per dire, ma emigrato eppure, che si sia contraddistinto nell'ambito sociale, medico, di volontariato, di qualsiasi cosa, atta a promuovere l'immagine del nostro paese. L'anno scorso il premio La Colonna è stato attribuito al dottor Antonio Boni, che mi sembra di aver visto. Ecco, faccio una parentesi, se vedo bene mi sembra, saluto il sindaco di Rosolina, Franco Vitale, giusto? È lui? Sì, lo vedo, eccolo là. Ciao Franco. Questa persona ha molteplici interessi culturali di studio e di ricerca sulla storia locale. Svariate le pubblicazioni realizzate su Bottrighe. Dal 1970 è inserito nel mondo del volontariato, donatore di sangue, pluripremiato della FIDAS Polesana Pados. Nella stessa ha avuto incarichi direttivi per molti anni e collabora da sempre alle iniziative dell'Associazione Italiana Lotta alle Leucemie.
è corista nel gruppo dei bassi del coro polifonico parrocchiale San Francesco ed è da sempre partecipe alle attività parrocchiali. Fa parte del gruppo sportivo Bottrighe, tra gli organizzatori del raduno biennale dei Bottrigan nel mondo, è consigliere dell'associazione memoriale Umberto Maddalena. Il premio La Colonna 2019 viene questa sera consegnato al nostro concittadino Nerino Albieri. Grande Nerino, meritatissimo questo premio. C'è scritto naturalmente la foto storica che riproduce la colonna. Premio La Colonna 2019 a Nerino Albieri per l'infaticabile e benemerita opera sociale nella comunità bottrighese, Bottrighe, 13 aprile 2019, gruppo folcloristico Bontemponi. Buonasera, desidero ringraziare Roberto Marangoni e il gruppo di Bontemponi per aver pensato a me in questa circostanza. Ecco, però desidererei associare a questo riconoscimento anche tante altre persone che nell'arco del tempo hanno condiviso l'esperienza di volontariato che abbiamo avuto nel nostro territorio. Ecco, mi viene in mente quello che ha detto Papa Francesco non più tardi del 1° marzo scorso a Roma in udienza a un'associazione di volontariato, quando disse che è stato fortemente impressionato dalle potenzialità e dalla grandiosità, dalla grandezza del volontariato italiano. Penso che abbia ragione e questa sera penso sia un'altra dimostrazione di quello che può fare un sincero volontariato. Ecco, la convinzione che accompagna chi si affaccia su questo sentiero penso si possa tradurre in un pensiero molto semplice. Basta allungare la mano o porgere la mano, dall'altra parte c'è sempre qualcuno pronto ad accoglierla. Vi ringrazio. Mancano 2 pezzi per concludere serata d'onore e vi dedichiamo uno dei nostri pezzi forti, è una ninna nanna polesana che io, caro Presidente della provincia che ci vede ufficialmente per la prima volta, io a questa canzone dedicherei un monumento. È una ricerca dei nostri etnografi locali, Paolo Rigoni e Chiara Crepaldi. Nel 1986 una signora di Popozzi. Questa canzone gliela cantava la nonna che aveva 86 anni. Questa signora è scomparsa l'anno scorso, loro l'hanno raccolta e noi la portiamo in genere a conclusione di tutti gli spettacoli, soprattutto quando sono in luoghi chiusi perché è all'aperto, insomma, è bellissima. E quindi la dedichiamo a tutti voi e poi terminiamo con il classico brano che dedicheremo ad altre persone. Nina Nina. E alla sera d'inverno asfaseva filò. La povera gente in campagna, dopo tante fatiche in ti campi, la scattava in stalla. L'unico posto, un fiamman freddo caghiera, perché scaldà dal fiadi e bestie. Axì, uomini e donne insieme, e lavorava da nuovo, chi a ramendare, chi a aggiustare gli attrezzi il lavoro, se contava novità e storie. Si intonavano qualche canzone e si giocava a carte. Se che contava le foglie i putei prima della buonanotte. A me ricordo che era mia nonna, che ai più picciniti che noi volevano indronzarsi, lei che cantava sta canzone.
na, nina, nina. Nina, 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 na, feve un suni, e contente la mamma. E contente la mamma, il papà ancora, e contente la mamma e il papà ancora, feve un suni, e che le quasi ora, e che le quasi ora di dormire, e che le quasi ora di dormire, feve un suni, no, non ve lo più dire. Cavallerin dalle tante cavalleri, dalle tante cavalle venite alla mia riva a beverare. Venite alla mia riva che le fonda, venite alla mia riva che le fonda, che il tuo caval più bel non tocchi l'onda. Sa fusemi il paron del paradiso, sa fusemi paron del paradiso, neanche una bellezza vorrei alloggiare delle belle putele, vorrei alloggiare delle belle putele, le donne marida delle più belle. Nina, 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 na, nina, 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 na, feve un suni, e contente la mamma. Loretta Gusson, voce solista, e ninatrice Luciana Bolognesi. Allora, prima dell'ultima canzone, ma prima che la posta, vero? Sì. Allora mi viene in mente che ho da fare il pustin stasera, come sempre. Chi è che tocca la posta? Vieni Colomba. Aspetta a me però, perché con la posta prima. Chi è che tocca la posta? A sta bella bionda qua, una fotografia di me nudo. Lei è una cartolina del nostro gruppo e dopo vi regaleremo chi vuole cartoline e calendari. Però prima dell'ultima canzone, sto pensiero che continuo a portarlo, le sta inciso anche nel nostro ultimo CD. Mi ricorda mia nonna Armansia che stasera in Canareo, che mi contava quando che partiva una famiglia con la valisa di cartone, tutti quanti sigava perché diceva partire una buona famiglia, adesso appare che non interessa più niente a nessuno, magari ti spiona da alla finestra, però è una sorta di... E allora in ricordo dei nostri vecchi che patì fame, tribolazione, guerre, e sto pensiero prima dell'ultima canzone, prego. Notte cristiana.
per stasera basta. E se Dio vuole, ascatteremo domani. Notte, cristiani. E col saluto antico del filò, la gente instala e sdasè la mano. Notte, cristiani, quando importava in netto a brassacolo, comparo de storielle e col segno della croce che me mare la faceva con la punta del nisolo. Notte, cristiani, adesso che segniamo più buoni salutarsi e le messo in tel canton, a fin filò quella televisione, che dopo averne immatunì la testa de storie e de gente, anch'ella la saluta, ma gli arente non che neanche il can, che il vedaga la mano e che il vediga notte cristiana. Grazie, cari amici tutti, vi abbraccio. Grazie, buonanotte.